You come here, ass fuck. No, perché oggi è tutta così. Mangiano sano, tutte le mie amiche quarantenni sono diventate tutte salutiste, tutte estremiste, tutte vegane, tutte vegetariane, non mangiano più carne rossa, si mangiano le bacche di goji. Avete presente? Quelle palline rosse, signore, che poi fa la cacchina rossa a palline rosse, tale e qua. Quelle così. Dice, ma no, devi diventare un po' vegetariana, perché si mangiano delle cose buonissime, tipo il seitan, buono. Il tofu, cioè, che te ne fai proprio una parmigiana e melenzane, cioè, il tofu proprio è... Cioè, ma proprio un sapore, dice, perché scusa, tu non usi il kamut? Ma che è un animale estinto? Ma che resta? Sto kamut. Dice, ma scusa, ma la farina di Manitoba? Senti, io non mi faccio una canna da 30 anni, ma tu che vuoi? Ma perché non mi lasci stare? Sono diventate adesso tutte così, non mangiano più la carne rossa, tanto che la mia amica Imma si è preoccupata, ha detto sto fatto mo che la carne rossa fa male, no? Allora ha detto vabbè, allora io non vado più a prendere il sole, sennò poi mi scotto sana sana e si rovina tutta la mercanzia. Ho detto Imma, stai tranquilla che la maiale è carne bianca, non ti preoccupare. Dice, ma no, adesso devi mangiare gli insetti. C'è una confusione a casa mia. Mia madre l'altro giorno ha detto, allora stasera che vi faccio, ragazzi? 2 farfalle al pomodoro. Mio fratello ha detto, non ti preoccupare, mi mangio 2 moscerini in coppa pomodorino mentre cammino, andando. Io non ho capito se le zanzare adesso le dobbiamo uccidere o le dobbiamo schiacciare al muro con le fette di pane e ce la mangiare. Dice, ma guarda, la carne, lo sai il vitellino quanto ha sofferto? Sì, vabbè, ho capito. Dice, sì, allora non me la mangio la carne, mi mangio un poco di formaggio. Ma sei pazza? Il formaggio, ma lo sai che il latte è sottratto al vitellino che ha sofferto? Sì, vabbè, ho capito, allora mi mangio pure un poco di pesce. Ma sei pazza? Cioè, ma che pensi che nel pesce non c'è vita? Senti, in qualcuno di mia conoscenza no. Che se la capite mo? Ho detto sì, vabbè, ho capito, e che mangia mangiare, allora per stare in forma che devo fare? Dice, te l'ho detto, devi fare tanta ginnastica. Ma scusa, ma tu non fai Bikram? Ho detto, no, io sono cattolica e la bicramia è vietata. Ma che capito? Il Bikram è uno yoga, devi fare yoga perché adesso sono diventate tutte che fanno yoga, tutte queste discipline, no? Tutto orientali, sono tutte buddiste. Per me sono più buddane, devo dire la verità. Però sono tutte così, dice devi fare Bikram. E che è stu Bikram? È una cosa che fa benissimo, ti tengono per un'ora a 40 gradi e devi sudare e si sblocca il metabolismo e si blocca l'età. E per forza. Scusate, se tu stai un'ora a 40 gradi, a 40 anni dentro chiusi in una stanza, a 41 anni non ci arriva proprio. Comunque io dico, va bene che sono molto autocritica, però vorrei dire ai signori uomini che ridono, guarda quello, guarda che ridi a fare tu con le mani conserte. Vogliamo parlare della trasformazione fisica degli uomini a 40 anni? Che subiscono una metamorfosi, diventano una schifezza? Cioè questi a 40 anni gli crescono le tette, i peli nel naso, i peli nelle orecchie, si allungano le sopracciglia. Cioè prima si depilavano, se le facevano ad ali di gabbiano, mo le tengono a pinna di foca, avete visto? Si fanno il treccino. Qualcuno la frangetta? Si fanno la frangetta così, che dici vabbè, ma ti rendo conto? Uomini lupi, signor, uomini lupi. E tu donna ti devi adeguare quando lui ti dice ti è piaciuto. Tu devi rispondere da donna lupo, dici au. Chiudo perché lo vorrei dire, signori uomini, mi dispiace, ma è la verità. Io sono una che si documenta scientificamente. Si dice che il massimo, il picco del desiderio sessuale di una donna arrivi proprio tra i 35 e i 45 anni. Mentre invece il testosterone, il desiderio maschile, dopo i 40 anni cala. Guarda un po'. Voi capite perché noi donne a 40 anni ci dobbiamo quindi accompagnare con dei giovani di 20 anni di meno? Noi dobbiamo avere un coetaneo sessualmente parlando.
Perché a noi donne a 40 anni non ci interessano più i preliminari, noi vogliamo i supplementari. Ci chiamate MILF? Mi sta bene, perché è l'acronimo di Mo inizia la felicità. Grazie, Barbara!